Benvenuti a Radio.0, oggi siamo con l'assessore dell'ambiente e energia proprio dalla regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro. Siamo in un teatro bellissimo, siamo premio FV Green. Insomma, intanto prima cosa, come nasce questo premio? Insieme al mio staff abbiamo pensato che vadano premiate le eccellenze della nostra regione, quindi le aziende, i privati, le associazioni, quelle che fanno delle politiche che non sono politiche urlate, ma declinare nel campo quella che è l'eccellenza ambientale dell'energia della nostra regione e delle eccellenze che poi possono essere esportate, delle buone pratiche poi da portare in Italia, in Europa e nel mondo. E quindi nasce così l'idea che abbiamo pensato insieme al mio staff di premiare queste eccellenze. Sarà un premio che vorremmo rifare, che faremo ogni anno, quindi verrà istituzionalizzato questo premio ogni anno, auspicabilmente sempre qui al Verdi. Allora, come funziona, un po' per chi in questo momento sta guardando o sta ascoltando la radio, un po' come funziona questo metodo anche per insomma, entrare a far parte? Allora intanto questa serata, diciamolo, è una serata di spettacolo, quindi non solo un premio fino a se stesso e basta, ma anche un qualcosa che va poi a completare quello che è uno spettacolo in un posto così importante come il Teatro Verdi di Trieste. E poi c'è una fondazione super partes, la Fondazione Edo Ronchi, che era già ministro parecchi anni fa, però un'autorità in campo ambientale, che insieme a uno staff completamente indipendente hanno fatto delle scelte e poi hanno premiato coloro che poi si iscrivono al premio FV Green. Quindi anche grandi aziende, ma anche piccole realtà o delle start-up che vogliono portare le loro pratiche all'attenzione di tutti, quindi questo premio è un'opportunità alle eccellenze della nostra regione di essere messe in vetrina e appunto di esportare la loro eccellenza. Le energie rinnovabili sono le nostre genti, le nostre aziende, le nostre associazioni. Infatti proprio di categorie, che ci sono le categorie imprese, gli enti statali, terzo settore, che sono un qualcosa dove se ne parla e spesso e volentieri adesso in questo momento anche emergono grazie proprio al premio FV Green. È un qualcosa di particolare per le persone perché come ha detto adesso, qui è un momento di festa, è un momento di allegria, un momento di spensieratezza, però sempre con una lampadina, sempre con una luce ben fissata sulla parte energia. No? Oggi grandi ospiti e dell'ambiente, oggi grandi ospiti perché insomma abbiamo proprio Cerno che sarà il così. Ma anche Andro Mercù che ogni mattina a Monte Carlo ci allieta, oltre ai nostri concorrenti, però fra l'altro Andro era anche vostro grande e storico collaboratore di Radio.0, quindi anche lui farà le sue presentazioni, le sue battute, perché Andro è famoso. Eravamo a Milano in Lega Calcio, nel Tempio del Calcio, e là portammo, io finì gli argomenti perché ero ultimo a parlare, quindi chiamai Andro Mercù sul palco a imitare Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, che aveva giocato il giorno prima a Milano con l'Udinese, e quindi paragonammo le eccellenze della nostra regione, come ai noi per Trieste è soltanto l'Udinese nella nostra regione a livello calcistico, e che però compete con grandi team internazionali come l'Inter del nome stesso. E quindi Andro fece questa bellissima invitazione, quindi è uno spettacolo, Poi abbiamo l'orchestra Busoni, che è un'eccellenza della nostra regione, 60 anni di storia dell'orchestra e del maestro Belli, che molto bene porta avanti questa tradizione. Abbiamo per Paolo Foti, che è una start-up, sì, è veramente incredibile, giovanissimo, emergente. È giusto che la regione valorizzi i nostri talenti, e quindi lo stiamo spingendo a livello nazionale e internazionale, perché è veramente un grande artista e speriamo da qualche anno di vederlo sulle platee mondiali a rappresentare la nostra regione e la nostra Trieste. Volevo chiedere una cosa, l'ultima cosa, parlando proprio di ambiente, di energia. Il nostro territorio è un territorio che si sta muovendo molto, no? Proprio anche grazie proprio a questo stiamo muovendo e stiamo mostrando che la regione autonoma Friuli Giulia ha delle belle carte, ha un qualcosa in più, che forse molte volte non se ne parla, perché noi siamo sempre per gli altri, guardiamo gli altri, no? Ma guardiamo un po' noi stessi. Ultimamente ci si rende conto anche, c'è questa consapevolezza, la nostra regione è piccola, un piccolo compendio universo, come scriveva il patriota Ippolito Nievo, ma molto bella, e noi vogliamo portarla più bella che mai in eredità ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri bisnipoti. Per far questo bisogna lavorare con l'eccellenza come facciamo oggi, bisogna incentivare tutti, e per fortuna è ben amministrata, abbiamo tante risorse economiche, basta indirizzarle nel verso giusto.
centinaia di milioni per il fotovoltaico ai privati, ma anche alle aziende, le società sportive per l'ottimizzazione del recupero dell'acqua per i campi, quindi tante risorse economiche a chi è virtuoso vuole utilizzarle, e quindi tanti contributi in questo campo, ma anche ovviamente non mi voglio espandere nei settori dei miei colleghi, ma tutti gli assessorati, tutte le direzioni, sotto appunto così il cappello della Giunta Federica Bis, diciamo che possiamo essere veramente orgogliosi, tanto che le agenzie di rating internazionali hanno, a proposito di premi, certo, hanno stabilito quindi enti terzi, quindi neutri, che la nostra è la regione meglio amministrata dal punto di vista economico d'Italia. Ultima cosa, anche per chi sta guardando, ascoltando, la parte proprio di, così, parlando di uno che è proprio all'interno dell'energia, dell'ambiente, un consiglio per le persone che stanno in questo momento così, sono lì, perché se ne parla, noi sensibilizziamo molto, lei è sempre in prima fila, in prima linea su tutto, però così un consiglio da dare a chi in questo momento sta ascoltando e guardando. Più che il consiglio è dare a chi è un educatore di puntare molto sui bambini e sugli adolescenti, che sono gli insegnanti della cultura ecologica del futuro, in maniera che sia ben radicata. C'è già, non è mai troppo che aumenti, e qua spingiamo molto, perché le mie generazioni sono vissute in un'epoca in cui non si guardava mai il domani dell'ambiente. Oggi questa consapevolezza c'è e noi vogliamo che dai più piccoli venga trasmessa agli adulti. E quindi partiamo da questo, dalle famiglie, dagli educatori, ma saranno i bambini a insegnare agli adulti qual è la corretta educazione ambientale. FV Green è questo, intanto io la ringrazio, insomma, alla prossima puntata rimanete collegati perché ne avremo sempre delle belle e anche grosse novità. Ciao. Grazie mille. Sì, e poi vogliamo anche presentare la tutela dell'ambiente sotto un'ottica forse diversa da quella ideologica, dicendo che tramite la tutela dell'ambiente si può creare sviluppo e la sostenibilità deve riguardare la tutela del nostro territorio, la tutela della nostra economia, la tutela del nostro lavoro, e quindi mettendo indietro, cioè dentro la ricetta, diciamo, tutte queste componenti, si riesce veramente a dare una prospettiva alla tutela dell'ambiente che sia a lungo periodo e non semplicemente uno spot, uno slogan.